Agirmo. Sì, vorrei rispondere alla professoressa. Allora, dando la mia visione di libertà e democrazia, che è una visione credo che dovrebbe essere comune a tutti. Lei giustamente ha detto, sono venuto in questa trasmissione e in questo caso mi sento in minoranza. Lei avrà notato che nessuno, lungi da tutti e tre sicuramente, attaccarla perché lei difende l'operato del governo o la mascherina, eccetera, eccetera. Nella televisione e nei media nazionali, che a differenza della qualità del prodotto fatto da Vincenzo Lovino hanno una diffusione oggettivamente più ampia, in tutti i media la proporzione è esattamente l'opposto. E di norma coloro i quali hanno l'ardire, hanno il coraggio di esporsi in modo opposto rispetto a quella che è la narrazione comune, mediamente sono tacciati di complottismo, sono tacciati di essere degli ignoranti, vengono accusati, viene suggerito di essere schiacciati come dei sorci verdi. Sono parole date da persone che sono delle correnti filogovernative. Talebani anche, in questa Sì, trasmissione quindi, venuto fuori talebani. quindi anche. quello che io dico è, lei ha ragione, oggi siamo in questa trasmissione, abbiamo avuto una predominanza di una visione antitetica a quello che è il mainstream comune. Però la libertà è quello di poter dire tutte le cose. Lei ce l'ha pur essendo in minoranza in quest'oggi. Il nostro mondo non ce l'ha nel media nazionale. Per venire invece al discorso della pandemia, nessuno di tutti e tre, e chiunque abbia un filo logico ragionevole, potrà mai dire che non c'è stata una pandemia. Sarebbe un'assurdità e sarebbe illogico, perché razionalmente c'è stata. La domanda da porsi è un'altra: come è stata gestita la pandemia e perché è stata gestita in un certo modo? Lei ricorderà sicuramente, non può non ricordarlo perché è il suo governo fondamentalmente, o quantomeno il PD fa parte del governo, che la somma massima della cura era tachipirina e vigile attesa. E per mesi e mesi i folli, coloro i quali non rimanevano concentrati nella televisione, nei media, dicevano: ragazzi, guardate che ci sono dei medici che stanno adoperando delle cure alternative, che sono chiamate volgarmente cure domiciliari precoci. La negazione pervicace da parte dei media e del governo e della Speranza, del signor Speranza, chiamarlo ministro mi viene male soltanto a nominarlo come ministro, negavano costantemente che ci fosse una possibilità di cura. Lei sa perfettamente perché è questo. L'unica possibilità per dichiarare una pandemia costituzionalmente è previsto, o meglio organicamente è previsto, che non ci possa essere una cura ad una malattia. Pertanto coloro i quali provavano a dire plasma iperimmune, ad esempio, erano tacciati di folle, assurdo. Tant'è che colui il quale ha portato avanti questo progetto, diciamo che si è suicidato o è stato suicidato, questo non lo sapremo probabilmente mai, comunque sono state riconosciute anche da organismi internazionali come cure assolutamente efficaci. Efficaci ma non praticabili a livello mi permetta. globale e impattante. Allora, sì, tant'è che Trump e lo stesso Berlusconi hanno avuto il Covid e dopo 2 giorni sono usciti perché sono stati curati col plasma iperimmune, quando il plasma iperimmune, mi consenta, non era assolutamente considerato fattibile. Così come l'altro giorno il buon Draghi si è preso il Covid, Pregliasco, uno di quelli che diceva che noi eravamo dei sorci verdi da schiacciare, ha detto: devi fare degli antinfiammatori. Ma allora io mi domando, perché esiste la classe numero A e poi ci sono i pezzenti del popolo che non possono avere un'indicazione di questo tipo e devono prendere tachipirina e vigile attesa? Io mi auguro, guardi, me lo auguro con tutto quanto il cuore, ma proprio con tutto il cuore, che venga riconosciuto quando questo sistema sarà crollato, perché crollerà questo sistema e non c'è alternativa, crollerà il sistema. Mi auguro che venga riconosciuto il fatto che i tachipirina e vigile attesa sono stati complici di omicidi colposi. A me risulta, qui c'è un avvocato, che un omicidio colposo sia un'accusa abbastanza grave.
il giorno in cui verrà riconosciuto che omicidio colposo, cioè che prima vigile d'attesa, saranno riconosciuti, io non voglio colpi di spugna. Io voglio quella gente chiusa dentro e la chiave buttata nel cesso. E questa è la democrazia, lasciar parlare chi la pensa in modo diverso. Qui si può, e io ringrazio tutte le volte Vincenzo Lovino, ma sono pochissime le trasmissioni. In altre trasmissioni che sono andato mi sono preso del coglione, testuale, coglione, in una trasmissione, perché ho azzardato di dire che esistevano le cure domiciliari precoci. Del coglione. In questa trasmissione un suo esponente di partito, che è consigliere regionale, mi ha detto: lei sta dicendo delle amenità, è passibile di denuncia. Poi avevo ragione io in tempi non sospetti, le prove sono in video. E poi c'è chi continua a dire è giusto, ma va bene, lei ha la sua idea. Mi auguro che però lei no, perché a livello tecnico nazionale non conta, ma non è cattiveria, cioè come diceva giustamente prima, a livello amministrativo comunale per me è una missione, non è far politica, è una missione, poi può essere indirizzata. Ma a livello nazionale, Speranza, che è rappresentante di un partito che ha, cosa, il 3%, come cacchio fa a essere là quell'uomo? Quanti poteri ha dietro? Di che poteri stiamo parlando per poter fare e disfare quello che vuole? Quando il suo Draghi, che appena c'è un pirla di un altro partito, uno come Salvini, che dice ma io non ti voto, gli dice muto e silenzio. Con Speranza non ha il coraggio di parlare, Draghi. Chi ha dietro Speranza per essere un partito grande così che può amministrare per 2 governi consecutivi la sanità? Ma siamo folli. Era il primo da cambiare. No, lei e il suo partito lo volete. E fortunatamente qualche trasmissione ci lascia parlare. Qualche.